Grazie Sveva, dalla bellissima voce. Un abbraccio prima di tutto a Matteo, come sempre, a Tina, alla sua mamma, ai nostri radioascoltatori, 14 radioascoltatori, con gatti al seguito, dal gatto Gregorio, Tilli, Milli, Titti, tutti quanti. Forse sono diventati anche 15, mi dicono, quindi siamo in aumento. Noi proseguiamo nella prospettiva della democrazia, democratos, il potere del popolo, e valutiamo ciò che accade in quella prospettiva, cioè come si può arrivare a una democrazia compiuta, tale per cui effettivamente il potere spetti al popolo, quel potere che nella Costituzione italiana è definito come sovranità, che non è sovranismo, lo ripeto, la Lega non è sovranista, i sovranisti sono coloro che ritengono che lo Stato-nazione, nel suo stesso interesse, possa violare le regole che si è posto a danno del popolo. Quello è il sovranismo. Niente di tutto questo nel pensiero, nella teoria della Lega. Ora, quella che si definisce sovranità, cioè il potere che spetta al popolo, incrocia in continuazione la sua effettività, che è molto scarsa, devo dire, specie in questi tempi di guerra, incrocia la sua effettività con i fatti che accadono, e il fatto principe di questi ultimi 15 giorni è l'approvazione da parte del Consiglio d'Europa e poi del cosiddetto Parlamento europeo, della risoluzione che prevede uno stanziamento di 800 miliardi di euro per riarmare i singoli eserciti dei singoli stati. E guarda caso, nello stesso tempo il Bundestag, il Parlamento tedesco, approva, tra l'altro il Parlamento tedesco attualmente vigente, perché non si è ancora insediato quello nuovo, quindi un Parlamento con maggioranze che sono state profondamente variate dalle elezioni tenutesi da poco. Il vecchio Parlamento, con le maggioranze della sinistra sostanzialmente, approva un riarmo a sua volta di 500 miliardi di euro. Quindi quello che abbiamo detto settimana scorsa, né più né meno, trova conferma in quello che è avvenuto. Cioè, abbiamo detto, il clou della questione è lo stanziamento di 800 miliardi. A cosa servono e che senso hanno? Gli eserciti dell'Europa occidentale, salvo la Francia, sono tutti inglobati nella NATO, che è un trattato tuttora in vigore, andrà rivisto, ma in vigore. La spina dorsale della difesa europea è costituita dagli Stati Uniti d'America, laddove ci sono ben 160 basi della NATO in Europa con tanto di bombe atomiche. Noi abbiamo solo quelle della Force de Frappe francese, che sono 2 o 3, non so quante siano, a scopo di deterrenza. Gli eserciti dell'Europa non sono fra loro collegati, non costituiscono un insieme unico, se non mediante il collante della forza degli Stati Uniti, delle forze americane, la forza della NATO, perché il collante è quello, e essendo noi parte dell'impero americano, ovvio che la spina dorsale di questa difesa sia loro, ovvio, anche perché vogliono mantenere il potere, detto apertamente e detto chiaramente. Quindi il senso
di questo riarmo sfugge. Si sono manifestate tre posizioni: quella che approvava il riarmo con una spesa di 800 miliardi di euro proposto dalla Presidente della Commissione europea, la dottoressa Ursula Albrecht von der Leyen, e ha un senso, quel sì, ha un senso se si pensa che se l'Europa fosse quella che dovrebbe essere, cioè un soggetto politico autonomo, è ovvio che debba avere un suo esercito, una sua struttura difensiva. Il fatto è che non lo è ed è impossibile che lo diventi nel breve. Il secondo, quel sì, va bene, che si capisce se effettivamente la Federazione Russa fosse un imminente pericolo per l'Europa occidentale, e qui le opinioni si diversificano. Cioè, da un lato c'è da osservare che la Federazione Russa, con una perdita di oltre 500.000 uomini, 1.000 soldati, è riuscita a conquistare una fettina dell'Ucraina, 20% circa del territorio, nonostante gli immani sforzi che sono stati profusi. Quindi questa gran minaccia immediata, punto di domanda, inviare truppe per sostenere quelle ucraine come se fossero baluardo per una immediata, imminente invasione, qualche dubbio è lecito averne. D'altra parte c'è da dire che la Federazione Russa ha sviluppato un'economia di guerra e che, avendo sviluppato un'economia di guerra, indubbiamente è armata fino ai denti e, se non oggi, però in un prossimo futuro, potrebbe avere, così, saltargli il ghiribizzo di invadere l'Europa. Ma a questo punto, a maggior ragione, occorre mettersi al tavolo con gli Stati Uniti d'America e capire che funzione può avere la NATO, anche perché io non ci credo neanche un po' che gli Stati Uniti d'America possano rinunciare al loro dominio sull'Europa occidentale. Questo come quadro. Negli ultimi giorni, ieri e l'altro ieri, le osservazioni che abbiamo fatto settimana scorsa sono state praticamente riprese. Il no della Lega è basato sulle argomentazioni che ho esposto, anche perché sono argomentazioni che vanno in direzione comunque di una composizione del conflitto. Sono in corso questi colloqui fra i due responsabili, i due esponenti delle forze dominanti, di quelle che sono effettivamente entrate in conflitto nella guerra ucraino-palestinese, e cominciano quantomeno a parlarsi, e questo è sicuramente un bene. Cosa possano aspettarsi i popoli, il popolo italiano in particolare, per quello che ci interessa, ma i popoli europei, da questi colloqui? Nell'immediato saranno dei pannicelli caldi o giù di lì, perché si è parlato di nuova Yalta. Sì, è anche una nuova Yalta, non c'è dubbio che c'è una ridefinizione dei confini, ci sarà una ridefinizione dei confini e delle aree di influenza. Ma mentre alla fine della seconda guerra mondiale, ridefinendo i confini, si ridefiniva anche tutto il resto, adesso la situazione è molto più complessa, perché i confini riguardano delle aree che sono immateriali, che non consistono nel metro di più, il metro di meno dove tracciare la recinzione, ma voi pensate alla comunicazione, voi pensate ai satelliti, pensate ai confini nello spazio, i confini vuoi mettere. Ora, i satelliti, soprattutto i satelliti militari, sono quelli che hanno giocato il massimo ruolo nella guerra in corso. Ora, è chiaro che i colloqui cominciano, ma dureranno
a lungo e sono molto complessi, saranno molto complessi perché, ripeto, non è come alla fine della seconda guerra mondiale dove tracciata una riga sostanzialmente si definiva tutto. Qui si traccia una riga ma poi c'è da definire anche molto 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 astro, le tecnologie, figuriamoci. Quindi i popoli in questo caso stanno ad assistere a questi colloqui attraverso i quali io temo che la guerra non ci sarà un cessato il fuoco immediato. Noi lo speriamo tutti, ce lo auguriamo tutti, perché la guerra la stiamo soffrendo tutti quanti e soprattutto la stanno soffrendo i popoli che direttamente la subiscono, in Palestina come in Ucraina. Ora, però credo che oggi come oggi la guerra in mano a chi ha il potere sia come uno strumento da utilizzare, da graduare per poter ottenere la definizione, il peggio e il meglio, di altre situazioni, e situazioni che sono molto molto complesse. In tutto questo il Demokratos cos'è? Il Demokratos è arrivato al punto di riconoscere che funziona poco, che ha poca incidenza, che occorre riprendere quindi una consapevolezza da parte dei popoli del fatto che loro dovrebbero riprendersi un potere che poco alla volta hanno perduto. Questo è che se ne dica, che si pubblichi e si racconti, questo è il dato oggettivo. È il dato oggettivo che è reso e aggravato dalla presenza di, non chiamiamole cosche, ma di gruppi di potere che prevaricano ulteriormente su quello che dovrebbe essere il popolo, il potere del popolo. Un esempio l'abbiamo avuto nella polemica sul manifesto di Ventotene. Ora, cos'è il manifesto di Ventotene? Il manifesto di Ventotene è un testo elaborato nel 1941 durante la guerra da parte di internati, esiliati del fascismo, Spinelli, Rossi e quell'altro, non mi ricordo come si chiami, i quali hanno elaborato, secondo una prospettiva trotskista, hanno elaborato questo testo riguardante la Europa federale. In realtà è un testo che è su base social comunista però trotskista, cioè praticamente vede come base dell'Unione Europea una concezione dell'internazionalismo comunista, quindi il comunismo non limitato alla sola Unione Sovietica ma in espansione, alla sola Russia allora, ma in espansione nei vari stati capitalisti e quindi un socialismo di tipo internazionalista. È basato su quello, ma socialismo, comunismo, cioè basato quindi la negazione, l'abolizione della proprietà privata, ma soprattutto una Europa federale che sostanzialmente avrebbe dovuto avere al centro un partito comunista trotskista che avrebbe fatto da cardine, da perno per la costituenda ipotizzata Unione Europea secondo Spinelli, Rossi e l'altro. Ora, qual è diamo l'immagine l'immagine pratica di quello che i tre avevano progettato. Abbiamo progettato praticamente una replica dell'Unione Sovietica, o meglio della Russia comunista sovietica, una replica della Costituzione della Russia sovietica fatta secondo una concezione di comunismo internazionale.
Ma una replica, teniamo conto che la più bella Costituzione federale che io abbia mai letto è proprio stata quella dell'Unione Sovietica. Aveva un piccolo difetto, che al centro, e non si muoveva niente se non c'era la volontà di questo, c'era il Partito Comunista, il PQS, Partito Comunista Unione Sovietica. Cioè il perno era il partito. Quindi una Costituzione che fa ridere sotto il profilo della democrazia, perché non è affatto potere del popolo, ma è potere del partito. La stessa cosa, la stessa replica è quella sostanzialmente immaginata da Spinelli e Rossi e l'altro. Quindi questo testo elaborato nel 1941 è un testo che, ad esempio, in rispetto alla successiva Carta Costituzionale approvata nel 1948, sarebbe incostituzionale. Quindi venire a raccontare che un testo fondativo dell'Unione Europea, quando addirittura sarebbe incostituzionale rispetto a tutte le carte costituzionali dell'Europa occidentale, forse qualche riflessione dovrebbe richiederla. Cioè, è federalismo puro, federalismo che è stato rifiutato e messo in un angolo anche dalla stessa dottrina del Partito Comunista, Togliatti in primo luogo. Perché? Perché il Partito Comunista Italiano aderiva alla teoria del piccolo padre messo in contrapposizione al Santo Padre, perché questa è la visione teologica e religiosa del socialismo. Quindi in contrapposizione al Papa, però il Papa di Mosca era per un unico socialismo in un unico Stato, l'Unione Sovietica. Per quale motivo? Perché creare un'alternativa rispetto al suo potere imperiale era qualcosa che non poteva assolutamente ammettere. Quindi è il Partito Comunista stesso, il comunismo stesso, che rifiuta l'idea di un altro comunismo di pari peso in Europa che avrebbe fatto da contraltare rispetto al papato, un po' come se Spinelli avesse voluto riconoscere invece che l'unico papa, Stalin, che tra l'altro ha provveduto ad ammazzare in Messico Trotsky, ne avesse voluti due. Voi immaginate la Chiesa Cattolica con due papi, si stascia. Ora, questo è il motivo per cui a un certo punto la Presidente del Consiglio, la signora Meloni, forse dimenticando le analisi che sono anche analisi sociologiche, sociopolitiche, che sono contenute nel testo di Spinelli e Rossi, dimenticando quelle, è andata dritta sull'obiettivo, cioè ciò che il testo di Ventotene propone è assolutamente irricevibile, non è conforme a qualunque Costituzione nell'Unione dell'Europa occidentale. A sinistra dicono è un elemento costitutivo dell'attuale Unione Europea. Fa ridere, lo dico sinceramente, fa ridere, non è vero, è stata una tappa di un pensiero, ma la tappa di un pensiero che però ha radici molto più antiche e molto più solide. Pensiamo a Carlo Cattaneo, siamo alla fine del Settecento, primi dell'Ottocento. Carlo Cattaneo immagina l'Europa federale partendo dal basso, partendo dai singoli popoli. Pensiamo alla elaborazione fatta durante il periodo dell'opera dei congressi cattolica all'inizio del Novecento, da cui nasce il regionalismo di Don Sturzo, riflessione sull'Europa, anche lì grande riflessione sull'Europa. Pensiamo alla riflessione sull'Europa di Papa Pio XI,
Pensiamo ai grandi federalisti, studiosi di federalismo svizzeri. Pensiamo a Émile Chanoux, pensiamo al nostro Gianfranco Miglio, professor Gianfranco Miglio. Ecco, c'è un'elaborazione che parte dal basso, nell'ambito proprio federalista, visto che adesso la sinistra dice che la soluzione è l'Europa federale. C'è quella riflessione che poi ha avuto echi anche nella Costituzione italiana, che quella sì va ripresa, va riattualizzata, va studiata soprattutto, perché in effetti è lì, a mio avviso, la radice della soluzione dell'unione, di una Europa politica, di un'Europa federale nel senso di Europa dei popoli. Così come, ripeto, ci dice la storia di questo filone di pensiero che parte da Carlo Cattaneo, arriva al professor Miglio, ed è un patrimonio, un gigantesco patrimonio della Lega, questo, un patrimonio di pace, un patrimonio di accordo fra i popoli. Teniamo conto che quello che avviene nella Confederazione Svizzera, bene o male, lo si voglia o no, è da 800 rotti anni che è in pace. Però, proprio perché comparto unitario, complesso unitario, è armatissima. Certo, è armatissima, ma è un complesso di questo tipo. Anche l'Europa potrà e dovrà, prima o poi, si spera, arrivare avendo una sua completezza, un suo quadro di riferimento, allora dovrà avere una sua forza armata, in particolare con legami col popolo, perché l'esercito svizzero è un esercito popolare, la gente non lo sa, armatissimo fino ai denti, ma è un esercito popolare, e con un tanto di leva obbligatoria. Ora, quindi si dovrà arrivare a quello, ma prima bisogna comporre quell'elemento, e quell'elemento politico, quel soggetto politico non può essere quello prospettato nella dichiarazione, nel documento di Ventotene. Non può perché l'elemento cardine di quel documento è, ancora una volta, il Partito Comunista, l'ideologia, sostanzialmente che incarna questo partito, incarna in sé una religione idolatra del socialismo marxiano. Socialismo marxiano che attraverso questa prospettiva religiosa ha occupato, ha invaso le idee, la testa, la mente di tante, troppe persone. I fallimenti sono qui, sotto gli occhi di tutti. Io vi saluto, un abbraccione a Matteo, a Tina, alla mamma, ai gatti, ai nostri 14 radioascoltatori, e un saluto a tutti quanti. Ci sentiamo, a Dio piacendo, sabato prossimo alla stessa ora.